agganciare i segnali di ripresa e aiutare le aziende che vogliono assumere. È gente, maggioranza che crede che il Veneto va bene, invece non va bene il Veneto. 3 anni fa la Regione Veneto ha azzerato i fondi per i disabili. Tutti i comuni del Veneto hanno detto la quota che la Regione ha tolto la mettono i comuni. Se io non saprò nei 5 anni portare avanti quello che ho promesso di fare, mandatemi a casa voi, per assumersi la responsabilità di guidare una regione grande come il Veneto. Però certamente anche per dare un cambio dopo un ventennio, anche se fosse solo per riportare in Consiglio regionale area nuova. Quando c'è chi in Consiglio regionale ha messo le radici da 25 anni è lì. A ridurre le USL da 21 a 8, il risparmio che noi ne avremo sarà di almeno 50 milioni di euro. Con i 50 milioni di euro aumenterò il servizio anche alla domiciliarità. Chiedo l'impegno dei cittadini veneti di mandarmi a casa se non porto avanti gli impegni che mi sono ripromessa di fare. Continui così. Se noi vogliamo che Padova davvero sia punto di riferimento e quindi punto di riferimento anche per la formazione e per la didattica, io penso che qui vadano investite risorse. Viva il coraggio di cambiare. Il cambiamento lo facciamo tutti insieme. Non lo fa una persona sola. Penso che adesso la differenza la facciano le persone, la facciano le venete e i veneti che vogliono veramente dare una svolta e riprendersi il futuro che si meritano i nostri figli. Diciamo stop al tirocinio gratuito negli studi professionali. Avremo 500 euro in più al mese ad ogni azienda, per un massimo di 6.000 euro, che assumerà quindi determinati giovani. Andremo cioè ad aggiungere allo strato fiscale di 24.000 euro per triennio previsto dal governo Renzi 6.000 euro. Allora l'Europa è una grande opportunità.